Cale ammento stedes tue de questa figura di Emili Lussu in Armungia, come si vive questo in Saida, questo mito namos in italiano Emili Lussu? Beh, io ho una stabilità, perché Saida su vicino, perché sono proprio vicino con Lussu, e dunque mi è sempre piaciuto questo nome, si è descritto, poi potete sapere a mano una stabilità di conoscere Joyce. Dopo che ho notato fino a dei che dove veniva sempre a scuola si fa a visita, poi dopo che ho notato a Manno, quando vi amministratore in Armungia, dunque sono sempre in pari con Joyce. E quindi ascoltando essa, appuntando conto su fino di prima mano, sono di meglio, conto su che va in spantare, non fate su ligi ma su intende. E poi mi piace da questa vemmia. Carchi conto che tu hai ancora in mente, in su? Ma ti ho sempre dato, mi ho parlato in conto su me, dove essa poi ha conosciuto Fidel Castro, ha conosciuto tutto questo Manno, di storia di Aici, commenti che veste la questione del suicidio di uomo. Però mi ricordo sempre un conto che narra da sempre Joyce, visto che sto in una situazione in Africa, e se narra sempre di questa cosa, mi interessa da questa, sul mondo è come il mio, narra sempre è come il mio giardino di casa, il mondo è il mio giardino di casa. Ma sembra parlare in conca questo modo di narrare di Joyce, come ti veste da proprio interessata, quale che si sia da cosa succede nel suo mondo, e poi narra su tutta appiccicato a pari. E si è esibita proprio questa impronta cosmopolita, perché con Joyce veramente ti rendi conto che via una femmina non scelta italiana, via inglese, via da Svizzera, via da africana, via turca, conosceva proprio tutto il suo mondo, via una cosa incredibile, posso veramente dire che una femmina eccezionale.